Problema che sta creando un po' di ansia presso un po' tutte le aziende è quello del presiario. Il presiario della nostra regione è stato rivisto, è stato complementato con dei voci, sono state anche aumentate, ma risulta, ahimè, essere ancora non perfetto, tra virgolette. Apriamo una parentesi, il nostro presiario consta di 18.500 voci, diventa quindi impossibile poter dare una verità assoluta a tutte le voci. Viviamo in un sistema dove la velocità del mercato e quindi dei prezzi e dei costi vive un'instabilità e delle crescite che è effettivamente anche difficile parallelare e starci dietro con il presiario, no? E quindi può essere, come in effetti è, che il presiario non abbia su tante voci dei valori che siano corretti e puntuali. Dobbiamo anche capire però che il presiario non è un listino, no? E questo mercato che è in costante movimento può creare delle difficoltà. C'è già qualche avvisaglia naturalmente del fatto che alcune gare stanno andando deserte perché erano vecchi progetti ai quali erano stati applicati dei prezzi ancora molto vecchi e quindi alcune gare stanno andando deserte. C'è l'impegno da parte della regione comunque di prendere coscienza di questo e di entrare fin da subito nella rivisitazione di tutte quelle che possono essere voci, prezzi, quantificazioni e qualificazioni non del tutto corretto per arrivare al più presto ad avere un presiario che sia il più possibile puntuale e preciso. Al di là di questa considerazione vorrei anche sottolineare il fatto che ci dovrebbe comunque essere la coscienza da parte di tutti i progettisti e gli direttori di lavori di quello che può essere un prezzo che può essere aumentato nel giro di pochissimo tempo e quindi ecco, io ritengo che visto che c'è l'opportunità per casi di forze maggiori giustificate aumentare i prezzi del più 20% o diminuirli nel caso in cui i prezzi avessero una forte riduzione, ecco la coscienza da parte di tutte le direzioni lavori di poter usufruire di questa opportunità. A garanzia di cosa? Ma a garanzia oserei dire di tutti, a garanzia dell'impresa che non può lavorare avendo delle passività, a garanzia di un lavoro che deve essere fatto con qualità ed è garanzia anche della pubblica amministrazione che appalta con la sicurezza di avere dei lavori nei tempi giusti con le qualità, a garanzia poi di tutti i committenti o di tutti coloro che usufruiscono poi di questo bene. E quindi ecco il mio auspicio è che al di là di un presiario che non sia esattamente in linea con questa altalena dei prezzi, l'attenzione da parte delle direzioni dei lavori ad essere attento a quelli che sono questi prezzi altalenanti e di renderli il più possibile